Amici bellini, scusate un po' il ritardo, vi è passata la sbornia di Liverpool perché dobbiamo parlare dello Spezia, è super importantissimo, è super iper importantissimo e chiedo anche scusa un po' per il ritardo, ma il fantacalcio mi pressava. Cominciamo! Allora, io poi voglio stare attento a tutte le notizie e tutte le cose. Benvenuto Federico Gasparetto, da non confondere con Gasperini, che è tutt'altra roba. Federico sicuramente, mi butto a indovinare, Federico sicuramente è più bellino di Gasperini. E lasciate un like per questo turnover, non turnover, che chissà se effettivamente, perché Spalletti ci dice io qualcosa la devo cambiare, ma come dice Amy Scouting, la manovra avvolgente. Vogliamo avvolgere il nastro? Quindi andiamo in un Abrabam tattico dove io già ho previsto qualche cosa, ma sempre intuizione, mi butto a indovinare. E mentre voi leggete questi nomi e già pensate di scrivere sotto ma io vi leggo un pochino, andiamo a recuperare quelle che sono state le parole di Spalletti in conferenza, che io ho recuperato dopo, ho dovuto aspettare che poi il Napoli l'abbia postato su YouTube, visto che sempre un poco dopo, però mentre noi diciamo al Napoli le cose che possono fare un poco meglio gratis, sono cose, facciamo i complimenti per l'iniziativa per Antoine, il tifoso che con la Fiorentina si è dovuto mettere la maglia al contrario, l'hanno invitato a Castelvolturno, è stata una bellissima esperienza, quindi i complimenti al Napoli per le cose basilari che finalmente ci stanno facendo vedere. Sono piccole cose, ma non avete idea di quanto sono importanti. Questo tifoso resterà contento per la vita, è un'esperienza che non dimenticherà mai, la trasmetterà ai propri figli, ai propri nipoti, eccetera eccetera. Quindi bene, così si deve fare, bravo Napoli. Andiamo a vedere, quindi lo Spezia deve essere come il Liverpool, sì, perché poi sono questi, tutto il leitmotiv ed era anche preventivabile della conferenza è dare continuità a quanto di bello si è fatto con il Liverpool proprio con le squadre piccole, è importante. Ora, mancandoci Osi, e dovete dare atto a Guido Gentile che in live, in quel brevissimo contempo che abbiamo avuto per poter fare due chiacchiere, ci ha anticipato, mentre moltissimi dicevano ma guarda sta buono, fare partire, no, dopo la sosta, e quindi senza, purtroppo dobbiamo fare a meno di Osi per un po' di tempo, e quindi gli si chiede di Simeone o Raspadori e Spalletti non sbrovoglia e dice ci possono giocare entrambi. Io lì ci ho messo Simeone per un motivo che poi vi spiego. Stimo Gotti, lo conosco bene, questa capacità di creare questa intensità, questa densità sull'uomo, quindi densità sull'uomo significa anche dei raddoppi di marcatura dove noi dobbiamo essere bravi, e anche questi quinti che vanno, e noi dobbiamo essere perfetti, nel senso che tu puoi anche gestire la gara, la controlli per 90 minuti o 100 minuti come dice Spalletti, e poi capita un'occasione allo Spezia e ti fa, è un classico che noi sappiamo benissimo, quindi dobbiamo essere perfetti e cercare di evitare anche quelle cose lì. Seminare un carattere per raccogliere un destino. Luciano, è come ci divertiamo in pre-conferenza a prepararci queste cose, è sua caratteristica, ce lo teniamo stretto. Gli amici bellini, anche abbonati, me lo dicono, questa è bellissima, devi dire, e l'abbiamo detta. E poi fa un paragone tra Liverpool e Barcellona, dice ma allora abbiamo fatto bene col Barcellona? No, abbiamo fatto male perché abbiamo perso. Però perché abbiamo fatto bene con il Liverpool? Perché abbiamo vinto. E lui dice più o meno quello era sempre l'atteggiamento, poi se ti va bene ho fatto bene, se ti va male ho fatto male, e vuole poi distribuire i voti anche ai giornalisti eccetera eccetera. Sempre un po' piccato, si sta togliendo evidentemente dei sassolini dalle scarpe avendo fatto questa impresa con Liverpool, e ci può anche stare. Poi si parla ancora del modulo e lui qui la spiega proprio bene, proprio quello che vi ho detto io ieri mi sono divertito, ieri l'altro ieri mi sono divertito, non mi ricordo come mi chiamo, mi sono divertito a rinominare questo modulo 4-2-1-3, ma alla fine ci spiega che il 4-2-3-1 si può fare anche con Zielinski e Elmas,
che possono fare sia la mezzala sia alla fine finiscono sotto punta. E il 4-3-3 si può fare anche con Simeone e Raspadori, anche insieme, che Raspadori lo possiamo vedere a sinistra in zona Kvara, quella che era la zona di Insigne, e ci ricorda un pochino quello che è successo col finale con la Lazio. Quindi in queste ipotesi lui parla anche di Ndombélé che può fare la mezzala, può fare il mediano dietro, perché Ndombélé ha questa cosa di guardare un po' più avanti, non fa solo il passaggino quello là breve a poca distanza, fa anche la pallata ad ispirare, e quindi questa è una delle ipotesi che me lo fa mettere là, perché anche il Sapurgok partita là da Zumpa. L'unico è Di Lorenzo che non può assolutamente saltare nulla. Ma quanto è soddisfatto? Quando c'è una domanda che comincia con quanto, mettetevi paura che è una domanda che non significa niente, nel senso che poi dà l'opportunità a Spalletti di fare qualche complimento alla coppia Kim-Amir. Qualcosa cambio, e qui poi vedremo queste cose, queste ipotesi che ho fatto qua. Qualcosa la devo cambiare, vediamo di volta in volta. Comunque io non sono stato contento di quanto è successo con il Lecce, quindi ci sarà probabilmente un turnover, ma ragionato, non esageratissimo. E lui dice: non è che devo buttare acqua sul fuoco, cioè non è che devo pompierare, ci dobbiamo adattare al nuovo avversario, perché se poi tu continui a vedere rosso, io qua pensavo che lui ci dicesse il Napoli deve sempre vedere rosso, deve sempre vedere il Liverpool, ma io mo qua faccio tremare tutto, non lo so, me lo dite voi nei commenti se trema tutto. Comunque io pensavo devi vedere rosso, cioè nel senso li devi pensare sempre come il Liverpool, invece no, è più sottile la cosa, dice no, questi hanno una maglietta bianca e ti affronteranno in maniera diversa. Io poi c'è un appunto che devo fare a Spalletti al riguardo, un po' di lag. Sembra un po' di lag, forse c'è qualcosa che non va, ma voi sarete generosi e pazienti con me e mi metterete i like lo stesso. E dice no, sono diversi perché l'atmosfera dello stadio sarà diversa, perché ti affronteranno in maniera diversa e tu ti devi adattare a quello che è l'avversario mantenendo le tue caratteristiche, e ci arriveremo. Zerbin e Gaetano è difficile per loro non giocare, si devono comunque allenare bene, però quando viene chiamato in causa Zerbin ha fatto molto bene e ci parla di forza e di corsa, e per quanto riguarda Gaetano ci ricorda la sua qualità, però lo sappiamo, guardiamoci nell'anima Spalletti, Gaetano non giocherà mai, perché se poi adesso c'è Ndombélé, c'è Elmas e possiamo vedere questi qua, poi magari se tornerà Demme e qua ne gioca Gaetano, sarà difficile vederlo, però qualche ritaglio cercherà di farlo. Lo stadio un giorno all'improvviso si sono rinnamorati e vabbè. Con il Rangers ci dice che loro mantengono il loro programma come se si giocasse, God bless the Queen, è stata pure, prima o poi doveva succedere, adesso salteranno delle partite di Premier e dobbiamo capire se ci sarà effettivamente anche uno spostamento delle partite di Champions, non lo sappiamo ancora. Lo Spezia non cambia, ecco, la partita singola non cambia, cioè se pure il Napoli vincesse con lo Spezia, ora tutti quanti direbbero ecco qua la maturità, il Napoli è maturo, questo è l'anno buono, invece no, è tutta la stagione, è la partita che comincia ad agosto e finisce a maggio che ti dice se poi effettivamente sei diventato una grande squadra, e questo è praticamente, basta guardarsi indietro pochissimo. L'anno scorso dopo 8 vittorie noi avevamo detto siamo cresciuti, siamo maggiorenni, siamo diventati maturi, e invece no, siamo venuti meno poi alla fine. Bravo Spalletti in questo. Le squadre chiuse come si affrontano, perché il Liverpool comunque ti ha lasciato un sacco di spazi, soprattutto senza Osi, e Spalletti ci ricorda che abbiamo anche altri modi di arrivare al gol, per esempio Kvara che vince un paio di contrasti e la mette per Simeone, nello stretto lo scambio Anghissà Zielinski splendido eccetera eccetera, però qua Spalletti, io qua ti tiro le orecchie, la linea difensiva l'abbiamo vista ieri del Liverpool non era stretta, non c'era gente addosso, Zielinski aveva tutto lo spazio del mondo per calibrare il passaggio di ritorno, e quando Anghissà si è inserito senza palla nessuno l'ha seguito, quindi io non credo che lo Spezia sia così lasco e ottimista. Lo Spezia ti starà addosso, poi devi essere tu bravissimo ad essere più forte di loro, anche con la marcatura addosso devi essere più forte, e il Napoli è capace di farlo, ma quella freschezza, quella tranquillità che aveva il Liverpool in certi frangenti secondo me non lo vedremo, ecco perché lui dice maglietta diversa.
è importante, quindi quel gol di Anghissà non può essere una nuova cosa, dobbiamo trovare un modo per scardinare le difese chiuse. Il galleggiare di Simeone, sulla domanda sempre dell'ottima Claudia Vivenzio, dice ma era una cosa che avevate preparato, e qua si è divertito Spalletti anche a ricordarci il galleggiare sulla linea di Simeone, perché là poi il Liverpool si deve aprire un pochino, deve cercare di far gol, e Simeone è stato bravo a galleggiare sulla linea, cosa che chiediamo anche ad Osi, perché poi pallata a occhi chiusi e Simeone ci arriva. Simeone gioioso serve a tutti, serve anche a quelli che giocano un po' meno a rendersi conto, vedi, una mezza occasione ha avuto Simeone, ha raggiunto un sogno della sua vita, quindi anche noi, se siamo sempre pronti, ci alleniamo anche quando non giochiamo, vedi i giovani eccetera eccetera, possiamo toglierci delle soddisfazioni. Ma la domanda più importante è: quanto è forte la voglia di continuare a viaggiare sull'entusiasmo? Quanto? Quantificala, mettila su una scale, no, su una scala, su una scale, cioè su una bilancia. Quanto è forte la voglia di continuare a viaggiare sull'entusiasmo? È molto forte, è poco forte, è forte un tantinello? Quanto è forte? Quanto? Zielinski un po' più indietro, gioca più palloni, ma alla fine cambia poco, lo abbiamo visto anche ieri nell'analisi tattica, che Zielinski alla fine sta sempre lì e lo vediamo nella fase difensiva, specialmente quando tu vedi Kvara così, soprattutto con le difese a 4, ce lo dice bene Spalletti, Zielinski deve andare lì a fare un po' di primo pressing, altrimenti loro sono liberi di impostare dalla difesa, e quindi cambia poco, veramente cambia poco con i due moduli. E per quanto riguarda i rigori ci dice Spalletti che bene o male può intervenire lui, lo tira bene Zielinski, lo tira bene Osimhen, lo tirano bene anche Raspadori e Simeone, se decidono tra di loro è meglio, si toglie un po' dalle botte un pochino Spalletti, come si toglie dalle botte quando si parla di Sirigu. Ha un carattere top, è un giocatore top, fa stare i difensori sempre sul pezzo, li sveglia tutti, ma lasciamo tranquillo Meret. Ecco perché noi non ipotizziamo un Sirigu in porta come qualcuno stava cominciando a dire, poi ci lamentiamo del turnover pazzesco e subito vuoi mettere Sirigu in porta. Il portiere non si deve riposare se non è infortunato e va tranquillo. Qui Di Lorenzo, io credo che Di Lorenzo non si tocchi. Confermerei Rachmani, e quando, ma più non lo so se è l'idea di Spalletti, ma lo dico io, di lasciare un pochino una giornata di tranquillità a Kim, perché hai Juan Jesus che ti garantiva abbastanza tranquillità, e il ritorno di Mario Rui, quindi non cambi tantissimo, ne cambi solo uno della linea ipotetica, poi Mario Rui e Oliveira in questo momento si stanno dividendo il posto, quindi va bene così. A centrocampo rinuncerei solo a uno, di Lobotka e Anghissà anche potrebbe dover riposare un pochino, quindi c'hai Lobotka che ti fa regia e c'hai la muscolarità di Ndombele che può fare anche qualche pallata e qualche inserimento. Ndombele alla Anghissà, vediamo se lo può fare, e a questo punto no, per non cambiare troppo ne cambi uno solo e lasci Zielinski qua che sta in grande forma e che è stato tirato fuori, e quindi anche lui può ad un certo punto. È stato tirato fuori Zielinski? Ah, me lo dite voi nei commenti, a me che me ne frega. E qua pure che manderei Kvara, perché sennò è Lozano che rinverdisce la cosa di Politano come al solito. Su Simeone Raspadori, onestamente io sfrutterei il momento. Vi ricordate che vi ho detto quando abbiamo comprato Simeone, ci sono dei momenti della stagione in cui Simeone è devastante e segna anche di orecchio. Questo potrebbe essere uno dei momenti. Comincia con questo entusiasmo eccetera eccetera, la fiducia di aver segnato in Champions, e qua secondo me non lo devi stoppare. C'è il momento per Simeone che viene da vice Osimhen, Osi si infortuna, se ci metti Raspadori lì potresti far ingrippare Simeone, gli togli quell'entusiasmo. Partirei con Simeone qua, poi ovviamente ci può andare Raspadori qua, Raspadori può andare al posto di Kvara, Politano, Lozano come al solito, c'è sempre Elmas da considerare in zona Zielinski, anche in zona Ndombele se sta più in forma, se lo vede più in forma, si può fare. Tutto si può fare e noi dobbiamo stare molto molto attenti. Ho preso Magnan al Fantacalcio e questa già è una cosa importante, perché ti metti la porta al sicuro. Poi ho preso Dumfries che dovrebbe in difesa darti qualche bonus eccetera eccetera. Il resto della difesa è un po' un'incognita, ma a centrocampo ho preso Koopmeiners, quello che non ha potuto prendere il Napoli l'ho preso io, e purtroppo adesso lo hanno scoperto anche tutti, però sono riuscito a prendere, con Calhanoglu,
Cala Merlino, perché Calhanoglu tra qualche calcio di munizione, qualche rigore potrebbe portarti dei bonus, e poi c'è un sconfinato numero di disponibilità di giocatori della Juventus. Vedremo come andranno, ma in attacco sono veramente forte, perché i miei attaccanti titolari sono Berardi, Immobile e Leao, e da non sottovalutare il primo panchinaro che ho preso, poi ne devo prendere altri due, che è Pinamonti, preso a 3 da New York. Valerio Fluido è tutto, attenzione ai fantacalci, e mi raccomando, calci lo Spezia, non scherziamo, non scherziamo. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.